Chef, sfida all'ultima ricetta. Torniamo in diretta allora su Radio Chef dopo aver parlato di dolcezze e parliamo anche di tante altre idee regalo, sempre nell'ambito dell'enogastronomia. Oltretutto è questo proprio il settore più apprezzato proprio per quanto riguarda i regali, ma non solo, anche la possibilità di fare noi stessi delle esperienze nelle meravigliose cantine della nostra regione. Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia infatti propone per questo mese di dicembre cantine aperte a Natale e noi abbiamo deciso di svelarvi quali saranno gli appuntamenti anche di questi fine settimana e di questo fine settimana, con la possibilità anche di acquistare, non solo di visitare le cantine, ma acquistare proprio le confezioni messe a disposizione dagli stessi vignaioli. Noi ne parliamo proprio per il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia con Massimo Del Mestre, che è in collegamento con noi. Buongiorno Massimo, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora Massimo, un mese di dicembre, il vino è sempre un regalo graditissimo, almeno per quanto mi riguarda. Io apprezzo tantissimo quando mi regalano una bottiglia di vino, anche perché nella scelta di questa bottiglia, soprattutto se c'è una storia dietro magari di una cantina, c'è anche tutto l'affetto e la cura che la persona ci mette in questa scelta, no? Sì, è già da qualche anno che abbiamo deciso di coinvolgere i nostri vignaioli anche nel periodo natalizio e sta dando grandi soddisfazioni perché le persone, i visitatori, gli enoturisti stanno mettendo sempre più attenzione anche al di là la visita, al di là a conoscere l'esperienza del vignaiolo, ma proprio ad acquistare i nostri prodotti enogastronomici regionali. Va detto che nelle aziende non trovate solo la produzione appunto vitivinicola, ma trovate qualche abbinamento con i mieli, con i formaggi, cioè ogni cantina ha cercato di creare la giusta cesta che riteneva opportuna per fare contenti i propri clienti. Sta andando molto bene, veramente, le cantine sono soddisfatte e gli enoturisti, gli appassionati e non continuano ad arrivare nelle cantine. Come vedo che fate vedere in questo momento il portale, il sito, vedete che ci sono molte aziende che vi aspettano, lì trovate tutte le informazioni. Benissimo, tutte le informazioni proprio perché ogni cantina ha la sua offerta e anche questo fine settimana queste saranno tantissime, da eleganti cesti natalizi alla possibilità magari di assaggiare degli ottimi vin brûlés oppure scegliere tra i prodotti tipici, visitare le cantine, magari delle mostre. Sì, veramente le aziende sempre di più si sono attivate e hanno organizzato eventi sempre più emozionanti. Va detto che ormai il nostro fare come associazione Movimento Turismo del Vino è ogni weekend c'è la possibilità, no? Partiamo con i vigneti aperti nella primavera, cantine aperte, calici di stelle, e poi l'evento d'autunno, cantine aperte, per poi arrivare a cantine aperte a Natale. E per non farci mancare nulla vi posso anticipare che il 27, il 28 e il 29 saremo nelle casette di legno del Natale di Grado a fare anche in quel caso la degustazione. Saranno chiaramente tutti i nostri 80 associati, ci sarà una selezione e gli orari saranno dalla mattina alle 11 fino alle ore 19. Vi posso dire che se avete occasione di farvi una passeggiata in Grado, anche perché sembra che ci sarà anche qualche raggio di sole, è veramente molto emozionante, hanno allestito i presepi, c'è veramente da stare bene e quindi troverete anche in quel caso i nostri vignaioli che presentano i loro prodotti e chi magari si è scordato qualche regalo a Natale può recuperare in questi giorni, 27, 28 e 29 dicembre. Oppure scegliere le bottiglie per il cenone, l'ultimo cenone dell'anno, no? Abbinare magari un piatto a un vino, ogni piatto di... Sicuramente. Senti, Massimo, una domanda per te. Come si fa? Quali sono i criteri, secondo te, per scegliere la bottiglia di vino giusta da regalare? Che domandona. Guarda, ormai come ben sappiamo il vino
è un prodotto quasi edonistico, no? E quindi secondo me, al di là della, come si dice, del packaging che può essere accattivante, bisogna come fare un pensiero molto semplice davanti magari all'esposizione dei prodotti nell'enoteca o dal vignaiolo, e pensare a quella persona e agire distinto. Questo è un ottimo consiglio, si può provare se non si conoscono i gusti della persona a cui lo si deve regalare, altrimenti chiaro. si può tentare, no? Se sapete qualche dettaglio sui gusti preferiti, già tra bianchi o rossi o vini più decisi o magari più delicati, Sì. o se li volete veramente stupire con qualcosa che d'altronde il miglior sistema è assaggiare noi stessi e poi no. Sì, Proporre. dici giusto, magari ascoltando la descrizione del vignaiolo che vi parla, questo vino ha una determinata caratteristica, magari se vi viene in mente quel tipo di persona, abbinare, magari spiegandoglielo, perché ti ho portato questo bianco Esatto. più o meno strutturato, questo rosso che è più corposo, no? E quindi E magari ci abbiniamo gli un si dà- biglietto, no? Se la consegniamo senza essere noi stessi a portarla, ci abbiniamo un biglietto con le caratteristiche del vino. E soprattutto Sì, chiedere sì. sempre quando si acquista un Sì. vino, aiuta. Se avete poi a disposizione il vignaiolo, un sommelier, ancora meglio, no? Sì. E allora ci regaliamo questo bellissimo appuntamento dedicato ai vini. Ricordo che potete visitare anche la pagina Facebook del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, visitare il sito, troverete tutti gli appuntamenti del weekend e tutte le cantine che vi offrono proprio i loro vini in tantissime combinazioni per i vostri celesti regali natalizi o per voi stessi, per le cene, per i pranzi, per gli aperitivi con gli amici. Sì, sicuramente devo dire che in queste feste ci sarà il nostro ottimo prodotto con grande presenza in tutte in molte delle nostre case della nostra regione. Abbiamo dei dati molto importanti, siamo molto soddisfatti e va detto che i nostri associati hanno capito molto bene che la cura dell'utente finale, del visitatore, diventa sempre più importante per raccontare il proprio prodotto e quindi anche per poterlo vendere meglio, ecco. Benissimo, io ringrazio davvero Massimo Del Mestre per essere stato con noi, grazie al Movimento Turismo di Vino Friuli Venezia Giulia che vi propone cantine aperte a Natale e assolutamente buone feste. Cin! Grazie, tanti auguri e cin cin, giustamente. Saluto. Grazie Massimo. Allora, Maria, abbiamo parlato anche di ottime idee per i nostri regali, ma la cucina ci dà sempre delle proposte indimenticabili, dai dolci ai vini. Se vi siete persi qualcosa potete seguirci anche sul nostro sito radio.0.it, su YouTube e sulle pagine social. Vi aspettiamo anche nelle prossime puntate perché ormai avvicinandoci al Natale veramente diventano sempre più ricche e anche e soprattutto per gli ultimi regali natalizi sono proprio adatte a quelli che vogliono vivere un'esperienza veramente di gusto e portare in tavola qualcosa di artigianale proprio del nostro Friuli Venezia Giulia. Vi aspettiamo anche nel nostro stand, ci sono le ultime brochure con i menù delle feste per tutti i gusti, quindi mi raccomando non perdetevele. Noi vi auguriamo buon pranzo e ci ritroviamo domani alla solita ora. Ciao a tutti!